Amici bellini, stavolta manca giusto un minuto e stando sotto di 2-0 è difficile che facciamo lo stesso video dell'altra volta col gol di Zaccagni all'improvviso che te la vedi. Capitano, allora dobbiamo ragionare bene su questa roba qua, perché Spalletti out è l'immediato titolo che bisogna fare. Mo Spalletti è mai possibile, è diventato un cretino, perché veramente non c'è niente di Spalletti in questa Italia, in questa squadra che manca di tutto, manca di riaggressione, manca di coraggio, manca di fondamentali. Cioè io vedo gente che si passa il pallone e lo passano all'indietro, c'è il passaggio della paura. Sai, quando non la passi in avanti sulla corsa del compagno, ma la passi indietro che deve fare un passo indietro e non si sviluppa mai un'azione degna di nota. Assolutamente. La Svizzera mi è sembrata il Bologna. Ora, quando dico questo, non è solo perché loro hanno questi tre... È finito. Mamma mia, brutti. Non solo perché loro hanno, insomma, Abischer, Freuler, eccetera, eccetera, Ndoye, i movimenti senza palla, cose semplici ma fatte bene con velocità, la riaggressione seria. Noi non ci facevano uscire dal... Appena facevi un passaggio verso il centrocampo ci riaggredivano e perdevamo palla. Bella Svizzera, una bella squadra. A Svizzera, non stiamo parlando di ieri che ho guardato il Brasile con Vinicius Junior che fa quello che vuole e altri giocatori di grande tecnica. Non mi sembra... Fatemi togliere un attimo perché qua mi distrae. Se metto così... Vedete pure un pochino quello che di solito è, quello che non si vede. Forza Napoli. Quindi così, Spalletti. Alcune scelte di Spalletti secondo me restano anche discutibili, a partire dalle convocazioni, non dalla formazione, perché le convocazioni sembravano portarci verso un 3-4-2-1. Ma mo mi distraggo perché vedo le facce di Buffon, di Scamacca, di Spalletti. Bel gol ha fatto Vargas, mamma mia, proprio bello. Ma lì si è partiti con Fagiuoli che batte e dà la palla subito agli avversari. Quindi le convocazioni sembravano portare a un 3-4-2-1. Vuoi fare il 3-5-2 perché vuoi usare il blocco Inter? Va bene, però dobbiamo anche essere onesti che nelle uscite in cui li abbiamo visti questa difesa 3 non tanto poi ha funzionato in maniera bella elastica, bella pimpante. Quindi è tornato sulle sue idee e mi viene da pensare una cosa. E voi ne con me, ma il like ve lo siete dimenticati? Il like va per il contenuto, mica per la cosa dell'Italia. E mica perché io con la convocazione di Fagioli e di Acerbi, perché poi Acerbi avevo detto che tifavo contro, non riesco proprio a tifare contro, non è che esulto, anche se, ma lo faccio dall'altra parte, riflettevamo con gli amici abbonati che vorrei postarvi la chat integrale degli amici abbonati, tutti brillantissimi, magari esce dall'Italia e si velocizzano le operazioni di mercato. No, gli europei, dobbiamo essere concentrati sugli europei, fateli uscire subito, fate uscire la Georgia, fate uscire l'Italia, buongiorno Di Lorenzo, che va, risolviamo le nostre cose e vediamo se effettivamente ne vale anche la pena, perché parlatemi di Chiesa, parlatemi di Lorenzo, capitano inguardabile, sempre in ritardo, si fa saltare come se non fosse in campo, non riesce a spingere, non riesce a difendere, a Roma ma Di Lorenzo. E quindi sì, Spalletti, sì, però anche dei giocatori che messi in un contesto perfetto, messi con lavori in corso, ripetuti e studiati, possono dare il 150%, possono overperformare ed è un altro paio di maniche. Ma mi viene in mente che a questo punto, ricordate le cose che abbiamo detto a Calzone, ma quello è un CT, è un commissario tecnico, fare l'allenatore è un'altra cosa. E secondo me si può dire questo anche di Spalletti, magari Spalletti è un allenatore, non è un CT, perché essere CT significa anche sapere di avere poco tempo a disposizione per provare delle cose, sapere di avere dei giocatori che non li hai preparati tu,
li hanno preparati gli altri preparatori atletici e molti sembrano anche molto molto scarichi fisicamente. Poi onestamente a livello di formazione scrivetemi voi quella che voi preferivate. Io non ce lo vedo Darmian terzino sinistro puro, perché poi devi tornare indietro. Se lo metti a tutta fascia anche sull'asse mancino, stai più avanti, puoi rientrare, puoi fare un cross così, ma da terzino l'ho visto soffrire parecchio. Mancini, bastoni, vabbè. A centrocampo tu poi togli Jorginho, che non stava giocando bene, lento, eccetera, eccetera, ma se andate poi a vedere il gol che ci fanno nel primo tempo, è Fagioli che non ci arriva. Perché? Ma Fagioli è più è meno stanco degli altri, ma non ha neanche il ritmo partita. Lì è il ritmo partita, essere abituati a fare la corsa prima, e questa è una cosa che Jorginho ha e che nessuno vede. La posizione, il posizionamento da schermo, gli intercetti di Jorginho. Ma non vuole essere un video per riabilitare quelli che non ha nemmeno senso più di tanto, però Fagioli, che te lo ritrovi titolare, è simbolico Spalletti, secondo me lì sei venuto meno nei tuoi principi a favore di regole di federazione, di roba politica che ti è tornata indietro, perché non va bene. Si potevano fare convocazioni diverse. Ovviamente il tifoso del Napoli dice ma Politano non aveva senso di essere, se giochi col 4-3-3 sì, aveva senso. Un Orsolini, ecco, lo leviamo Politano, ma un Orsolini, non avendo tu Berardi, un Orsolini che era in gran forma te lo potevi giocare. E più che il blocco Inter serviva il blocco Bologna, che hanno dimostrato di stare in grande spolvero, anche mentalmente, belli gratificati dal lavoro. Male, ma Scamacca non prende un pallone, Chiesa vola dappertutto, cerca la posizione, non la trova, non aiuta, cioè aiuta, ma non è una via di mezzo continua, è un ibrido che non funziona niente. Cristante, ancora Cristante, dai, c'è qualcosa che non va. Barella ha avuto un colpo, ma Barella è uno di quelli che in Italia va benissimo, nell'Inter overperformante alla grande, però nell'Italia a me Barella non mi ha mai dato l'impressione di essere quel centrocampista da 80 milioni che voi parlate. Ma non ci fate ridere, perché ci sono squadre molto più piccole, questi tengono Rodriguez là dietro, cioè, e mi dice, non mi ricordo chi diceva nel gruppo abbonati, forse Cairo può chiedere 50 milioni per Rodriguez, non per Buongiorno che non gioca una partita. Bisogna ragionare, ma non è meglio che mettevi cambiato, cioè volevi giocare con i terzini normali, mettevi cambiato di là. Pellegrini, e Shaarawy ha fatto qualcosina, però poi pure lui fa un fallo che poteva essere anche espulso. Male, molto male, e ci sono anche altre cose che vorrei dire, ma sicuramente me le sono dimenticate. E voi mi potete dare qualche altro spunto, qualche altra roba che mi potete dire, perché state tuned, siate tranquilli, ci sono novità assolute. E per quelli che io poi ho messo anche una cosa sul fluido.net, sto facendo delle cose diverse e nuove, perché io amo faticare, e questo vale per la nazionale. Ora Spalletti non lo so, ma vale per noi, per Conte, che spero che abbia visto la partita, e se poi devi costringere Di Lorenzo a rimanere da cagnare proprio da così a così, non proprio completamente, ma almeno da come diceva mio padre, da così a così. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un scudetto, vecchi ricordi così, bisogna azzerare tutto, fare piazza pulita, i like